Il distretto delle tecnologie digitali ha partecipato oggi al Polo Universitario dei Rizzi di Udine al Source Day. Il distretto ha presentato 2 innovazioni informatiche. L'iniziativa ha attirato quasi 400 iscrizioni. Che cos'è il distretto delle tecnologie digitali? Allora, è un distretto industriale della Friuli Venezia Giulia, raccoglie le aziende che si occupano di ICT in regione, soprattutto nella provincia di Udine, e ha 2 compiti fondamentali, 2 mission. Una è quella di diffondere cultura digitale sul territorio, l'altra è quella di creare un network tra i diversi attori, quindi le aziende, gli enti di ricerca, la pubblica amministrazione e i cittadini anche. Ecco, oggi siete ai Rizzi, c'è questa collaborazione, grande la presenza. Certo, l'Open Source Day 2012, noi siamo tra gli organizzatori assieme all'associazione ASCI e all'Università di Udine. Abbiamo creato e organizzato il percorso business dove presentiamo 2 tecnologie, Arduino che è una scheda hardware programmabile open source e l'altro invece cloud computing. Nel pomeriggio saranno degli interventi che andranno a raccontare che cos'è il cloud e come funziona e come può essere di aiuto ai cittadini anche. Come saranno applicate queste 2 proposte? Allora, Arduino principalmente nelle aziende, quindi nei settori diciamo, industriali di programmazione, di sviluppo, mentre invece il percorso sul cloud, anche quello sempre rivolto alle aziende, però diciamo delle applicazioni più nella parte industriale, nella parte diciamo, di gestione dei dati. Ecco, all'esterno di questa sala ci sono anche delle dimostrazioni, c'è la teoria ma c'è anche la pratica. C'è anche la pratica, soprattutto fatta da alcune associazioni che collaborano con noi e anche dai ragazzi, soprattutto delle scuole superiori e dell'Università di Udine. Quanti sono stati gli iscritti oggi? Allora, gli iscritti sono stati circa 300 e c'è stata una fortissima partecipazione delle scuole, dei ragazzi e speriamo che nel pomeriggio partecipino anche degli imprenditori e dei professionisti di Udine. Senta Buxic, questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire sempre più presenza sul territorio del distretto e diciamo, degli sviluppi che il distretto ha sia nella realtà diciamo, economica che nella realtà cittadina, quindi delle persone, di tutti quanti. Ecco.